Lei si sente gandhiano oppure un po' così aggressivo come potrebbe essere apparso da questi inizi di trasmissione? Ma sai, io non sono molto di moda, non solo perché ci hanno massacrato il partito, ma perché appartengo a un altro mondo dove si cerca di confrontarci senza possibilmente gridare in contemporanea, perché non comprendiamo noi. Chi gli ha massacrato il partito? Beh, mi pare insomma un po' di dirigenti del mio partito, un po' di vicende politiche dove la criminalizzazione è stata all'ordine del giorno. Cioè il metro di giudizio nei confronti della politica, a cui non si perdonava nulla 20 anni fa, oggi mi pare che chiunque può dire ciò che vuole e rimane impunito sempre. Ma tornando al discorso che a me interessa, non tanto che interessa forse a lei, ma l'esigenza o meno delle riforme. Io facevo il mestiere che fa ora l'amico Sernagiotto nel 90 e parlavamo di riforme istituzionali, bicameralismo, tutte queste cose. È un problema reale, ma non credo sia il problema centrale del confronto della politica italiana. Bisogna dire che l'amico Berlusconi, che conosco bene, è eccezionale, sa al momento opportuno rompere la scena, cambiarla, spostare l'interesse, perché mai nessuno ha avuto nel periodo repubblicano... Scusa, ci stiamo avvicinando a un sistema politico degno delle peggiori dittature sudamericane. Non lo so, io non conosco le dittature sudamericane, ho lavorato da giovane socialista a combatterle col mio partito a suo tempo, insomma. Per quanto mi riguarda, il problema invece è un altro, non è quello di agire sul piano della riduzione dei parlamentari fine a se stessa. Il problema è più complesso e lo sa benissimo anche l'amico Berlusconi, che è l'uomo oggi che governa questo Paese, che nel periodo repubblicano non ha mai avuto nessuno, da De Gasperi in giù, una maggioranza così ampia. Gli amici parlamentari, non è un reato averla. Ho detto questo, io sono mica così cretino come vuol fare. Ecco. Gli amici parlamentari che sono qua, non è nemmeno un difetto averla. Gli amici parlamentari che sono qua sanno che i tempi oggi di lavoro, confronto a quando ero io deputato o senatore, che c'erano una miriade di gruppi, sono 5-6 gruppi parlamentari, basta assistere alla televisione alle dichiarazioni di voto, è tutto più veloce, più snello. Imputare questo al problema fondamentale dell'incapacità di operare a livello di governo o di essere all'altezza degli altri paesi europei mi pare non sia il problema numero uno. Il problema numero uno è riuscire, tornare a misurarci su progetti di governo che siano alternativi, e questo deve essere un progetto organico, non può ogni settimana cambiare scena.